paura o vergogna, anche noi siamo qui per ascoltarvi nella giornata mondiale della famiglia. L'appello del Vescovo di Treviso agli imprenditori travolti dalla nuova crisi per bollette e pagamenti in ritardo, e alla politica meno parole e più fatti. La marca bollente, picco di temperature, raffica di interventi di soccorso, 150 chiamate solo ieri al SUE, ma anche oggi numerosi interventi sanitari agli anziani. State in casa nelle ore più calde. La siccità non solo abbassa il livello dei fiumi, ma anche le falde sotterranee, a rischio i pozzi degli acquedotti, mentre Vede l'Acqua Italia Nostra chiedono di proteggere e utilizzare le cave come bacini di riserva idrica. L'altra faccia della siccità, con l'abbassamento del livello del Sile, riemergono come mai accaduto prima i burci, gli storici barconi usati fino alla metà del Novecento per trasportare le merci. Auto con a bordo una famiglia di 5 persone, tra i quali un bimbo di pochi mesi si ribalta a Ponte della Priula. Paura ma fortunatamente ferite lievi per tutti. Ballottaggi nei 4 comuni veneti. Al voto alle 19 ha votato il 32% degli elettori. Affluenza in vistoso calo, occhi puntati su Verona. Dalle 21:15 lo speciale ring con ospiti in studio e inviati sulle piazze più importanti. Partito da Valdobbiadene a maggio, continua il viaggio a piedi di Michele Agostineto verso Santa Maria di Leuca. Obiettivo sensibilizzare sulla sclerosi multipla. Nei giorni scorsi l'incontro più emozionante è quello col Papa Francesco. A Palazzo dei 300 ha presentato un libro sulla vita del comandante pilota Mario Squarcina, padovano d'origine e trevigiano d'adozione, che fu il primo a guidare la pattuglia acrobatica nazionale che ribattezzò Frecce Tricolori. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, e dunque partiamo con le parole del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, questa mattina proprio durante la nostra diretta. L'occasione era quella della celebrazione questa mattina nel Tempio di San Nicolò per la giornata mondiale della famiglia voluta da Papa Francesco. Occasione dunque per il Vescovo di Treviso, durante appunto la nostra diretta, la nostra prima edizione, di lanciare un appello contro i gesti estremi degli imprenditori in difficoltà. L'abbiamo raccontato proprio in questi giorni, anche l'allarme, il timore che dopo quanto accaduto a Paese nei giorni scorsi ci sia un vero e proprio campanello d'allarme, visto lo scenario di fallimenti futuri, lo scenario nerissimo previsto per l'autunno. Sentiamo le sue parole. Noi ci siamo, chiunque della Chiesa ascolta, abbiamo ancora la nostra iniziativa, sta a noi in piedi. Se c'è bisogno di un aiuto concreto iniziamo almeno a parlarne. Questo è l'appello del Vescovo di Treviso verso chi è in difficoltà economiche e contro i gesti estremi degli imprenditori, come quello di giovedì a Paese. Un livello d'attenzione che la Chiesa non ha mai abbassato e che in questi momenti, dove la crescita dei costi energetici aumenterà le difficoltà economiche per famiglie e imprese, punta alla solidarietà e all'attenzione reciproca che il Vescovo ricorda essere da sempre alla base delle nostre comunità. Finché c'è vita c'è speranza, dobbiamo davvero valutare questo, dobbiamo andare a cercarci gli uni gli altri quando si è soli, non lasciatevi prendere dalla solitudine, non c'è nulla che non possa essere recuperato finché c'è la vita. Questo vuol dire che la vita è sacra. In tema di vita chiara la posizione della Chiesa trevigiana sull'aborto, tema divenuto mondiale dopo la sentenza della Suprema Corte americana che ne sospende la pratica negli Stati Uniti, rimandando ogni decisione ai singoli stati. I centri aiuto alla vita devono essere il modello di tutta una comunità e non solo cristiana. Ci prendiamo cura gli uni degli altri perché nessuno desidera abortire. Vogliamo la vita, tutti vogliono la vita e dobbiamo anche accompagnare le persone che nella crisi si sentono da sole e lì dobbiamo aiutarle. Permettere un dramma per risolverne un altro sfocia solo in tragedia. Vescovo che in questi mesi di siccità e cambiamenti climatici ricorda alle famiglie l'impegno di tutti per l'ambiente. Impariamo tutti a gestire meglio le nostre risorse, possiamo consumare non dico meno, ma meglio, e tutti insieme quello lo può fare ciascuno di noi. Sobrietà non è una parolaccia, si può essere molto più felici nel consumare meglio che nel consumare troppo e poi fare delle politiche serie di previsione. Adesso una visione complessiva delle nostre società partendo dalle famiglie che la politica per il Vescovo Tomasi deve avere più coraggio. La politica in Italia ha parlato tanto di famiglia, ne ha parlato tanto, adesso forse sarebbe il caso di fare qualcosa per dare la possibilità alle famiglie di costituirsi e a quelle costituite di vivere in serenità, facendo il proprio, perché poi la ricchezza, la coesione sociale, il bene comune lo fanno le famiglie. Torneremo più tardi a parlare poi della cerimonia di San Nicolò. Intanto vi parliamo di un giallo a Oderzo nel pomeriggio, l'incendio doloso di un'abitazione disabitata in Via delle Grazie, l'intervento
poco dopo le 15:30 dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Le fiamme sono state spente proprio dai Vigili del Fuoco che hanno operato per circa 2 ore. Sono state trovate 2 taniche di benzina, una vuota in giardino e una mezza piena al primo piano della casa. Quindi l'ipotesi più concreta è quella appunto di un incendio doloso. La casa era disabitata, la porta era aperta, dunque potrebbe trattarsi di un atto vandalico. Non sappiamo ancora i contorni di questa vicenda. Le indagini sono affidate appunto ai carabinieri e sono tuttora in corso. E poi la Marca soffocata dal caldo, un picco di temperature e una raffica di interventi di soccorso, 150 chiamate soltanto ieri al SUEM, anche oggi numerosi gli interventi. Pochi passi lungo la strada, poi il crollo, l'allarme e l'intervento del SUEM. A terra un anziano a Salgareda, salvato in extremis. Solo uno dei tanti interventi di una giornata che ha visto confermare nella Marca l'aumento allarmante di accessi in pronto soccorso per svenimenti e malori da caldo. Siamo in piena allerta disagio fisico, così come certificato dalla Protezione Civile regionale in queste ore, un'allerta destinata a continuare. Le chiamate al pronto soccorso in generale in questi giorni hanno raggiunto un picco di 600 nella Marca. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 150 interventi su tutto il territorio della ULSS 2, quindi sul territorio provinciale, 150 interventi per malore, sia in casa che in strada. Siamo circa un 15-20% in più della media, sicuramente una quota di questi è attribuibile all'elevata temperatura. Succede quando il territorio è particolarmente rovente. Da 2 giorni la Marca è la zona più calda del Veneto, con temperature che oggi arrivavano anche a 36 gradi e una percezione, dovuta all'umidità, di quasi 40 gradi. E il dato scientifico non tiene conto della cifra che si potrebbe rilevare stando sotto il sole nel massimo picco di caldo e che farebbe lievitare la temperatura anche di oltre 10 gradi. Troppo per stare fuori, anche se a Treviso qualche temerario oggi sfidava pericolosamente l'AFA sulle panchine dei giardini pubblici o vicino a qualche fontana. Per il resto una città soprattutto appannaggio di pochi turisti. Intanto medici e infermieri continuano a essere subissati di chiamate, soprattutto per anziani in difficoltà. Uno, perché il centro di termoregolazione di per sé ha già una sua fragilità e perché il paziente anziano spesso ha una sua patologia cardiorespiratoria. Stare in casa nelle ore più calde e idratarsi il più possibile, il duplice mantra che deve essere sempre ribadito. Ma c'è anche chi non può scegliere dove trovarsi. È di questi giorni l'appello della CGIL per chi lavora in capannoni al chiuso e con poca possibilità di refrigerio. Questo è un rischio concreto, cioè non stiamo parlando della sensazione sudo, cioè stiamo parlando di ambienti di lavoro in capannoni in cui per la tipologia di lavoro molto spesso non c'è il condizionamento, in cui troviamo, oltre che al tema della temperatura alta, anche un tema dell'umidità. I lavoratori che si trovassero in difficoltà a fronte delle temperature altissime a rischio di malore devono essere messi in sicurezza, non possono continuare a lavorare in queste condizioni. Devono essere messe in campo queste azioni, per cui anche qua io invito le aziende a confrontarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per trovare le opportune soluzioni. Abbiamo molte esperienze, devono essere fatti. E poi il tema della siccità. Se una delle evidenze anche visive della siccità è il calo dei livelli dei fiumi, l'altro, ma molto meno evidente ma altrettanto drammatico, è il calo delle falde che si può notare in bacini chiusi come le cave, che si stanno rivelando però preziosi bacini di riserva idrica. Continuano a calare i livelli dei fiumi nonostante dai bacini montani sia aumentato il rilascio d'acqua. E questa è una drammatica evidenza di questa siccità. Ma quella che potrebbe diventare ancora più problematica è l'abbassamento delle falde sotterranee, punto di pescaggio per acquedotti ma anche per aziende del settore talora famose della zona. Che non si vede ad occhio nudo se non in bacini chiusi come le cave. Qui siamo lungo la Castellana, in quello che è diventato il laghetto Biasuzzi. Voi da una vita siete qua, sì. Avete notato qualche differenza sulla... Effettivamente 1 metro, 80 centimetri, 1 metro di dislivello c'è e speriamo che piova. Ma è successo in tanti anni di attività, sottolinea il titolare del locale che guarda il laghetto. Ennesimo segnale preoccupante di una situazione idrica sempre più critica, anche in un territorio come il nostro, da sempre ricco d'acque. Significa che non c'è più acqua nella pianura. Quindi
l'acqua, tutta la pianura va sotto. Però attualmente le cave potrebbero essere tranquillamente dei posti dove prelevare acqua per portarla dove c'è bisogno. Bacini artificiali nella maggioranza dei casi chiusi e dismessi, alcuni dei quali diventati luogo di abbandono dei rifiuti. Zone che ora, ma anche in futuro, potrebbero tornare preziose se, come sottolinea Italia Nostra, protette e controllate. Un'idea, quella della conversione in bacino idrico, su cui sta già lavorando uno dei comuni più bucati d'Italia, come si definiva fino a qualche decennio fa Bedelago. Qui l'assessore Marco Perin punta a convertire la cava di Via Baracche, al momento con un progetto di espansione dell'escavazione bloccato e parere negativo del comune. Tutto questo mentre da tempo la regione sta spingendo perché le cave diventino dei bacini di laminazione, ovvero si riempiano in caso di piene per evitare inondazioni, per poi tornare a svuotarsi alimentando la rete irrigua dei canali. Un progetto che Italia Nostra aveva già proposto oltre 30 anni fa, sottolinea Alberto Zandi Giacomi, che ricorda anche un'altra proposta di quel tempo. Ho sentito oggi che la regione ha deciso di chiudere tutte quante le fontane a getto continuo, secondo una proposta fatta 30 anni fa da Italia Nostra. La cosa sarebbe semplicissima, basterebbe portare un rubinetto, regalarlo, perché sarebbe un guadagno enorme per tutta quanta la regione. Fondamentale anche per combattere la siccità è evitare la dispersione di acqua nelle reti idriche e per questo a livello regionale ma soprattutto nazionale è importante, sarebbe importante il rinnovo delle reti idriche. Da Piave Servizi una dura critica alle decisioni sul PNRR che ha tralasciato proprio questo capitolo così importante per il futuro. Le parole oggi nella nostra prima edizione del presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet. Sentite. Quello che mi sento di dire è che adesso, solo adesso, ci si accorge di un fatto un po' particolare che si è visto per esempio nella redazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che pochissime risorse sono state rivolte verso la sistemazione delle reti idriche. Come noi tutti sappiamo, l'acqua è la fonte principale per la continuazione della vita. Per le fonti idriche in tutta Italia sono stati messi a disposizione 900 milioni di euro, che sono una cifra insignificante da un punto di vista degli investimenti che sarebbero necessari. Bisognerebbe avere quantomeno un 10 volte tanto e con questa cifra, con 900 milioni di euro, basterebbe a malapena per la provincia di Treviso. Poi c'è anche l'altra faccia della medaglia della siccità perché sappiamo l'abbassamento del livello dei fiumi, in questo caso il livello del Sile, che fa però riemergere come mai prima un tratto di sponda unico nel suo genere, parliamo dei Burci. Sono opere dell'uomo che la natura ha plasmato facendone monumenti alla fatica e al fiume silente. Assi, fasciami, chiodi, lame che hanno fatto un'epoca, quella dei Burci. Barche da trasporto che per secoli hanno solcato il Sile da e verso la laguna, trasportando mattoni per la costruenda Venezia e vetro, corde di canapa, tabacco per la città dei Trevisi. Barconi enormi per le sponde che li contenevano e che solo l'abilità e l'esperienza dei barcari riuscivano a condurli verso la corrente giusta e che anche nelle notti gli permettevano di catturare nelle vele quella brezza leggera che gli spingeva fino alle sorgive, fin quasi al ponte dell'impossibile. Ma l'era del motore li ha condannati a morte e ora riposano in quella Spoon River che è la riva destra a Silea, dove inizia uno dei percorsi più belli della Restera, che in questo tempo di afa e siccità regala un po' di frescura, ma soprattutto una visione unica che difficilmente si ripeterà. L'abbassamento del livello dell'acqua li ha fatti riemergere in tutta la loro struggente bellezza, che si interseca con la natura circostante, che diventa nutrimento per una delle tante oche del Sile, novella comandante di questo bastimento d'erbe palustri. O ancora il bosco, che è cresciuto dove per decenni si sono stivati i sacchi di farina dei mulini Toso, oggi dimenticata a Chiari e Forti. Facile quindi perdersi nella riscoperta dei particolari, come questo imponente pontone, nell'ordinata serie di chiodi ancora appuntiti, e magari immaginare quale effigie identificava questa chiglia. Uno spettacolo di natura e storia, di curiosità e nostalgia che questo tempo e per breve tempo ci viene restituito
e che per questo merita un passaggio, prima che torni ad inabissarsi nel dominante abbraccio del fiume silente che per secoli questi burci hanno dominato. Torniamo alla cronaca, tanta paura ma fortunatamente soltanto ferite lievi per la famiglia con un bimbo anche di pochi mesi che si trovava a bordo di un'auto ribaltatasi la scorsa notte a Ponte dell'Aquila. Siamo in territorio di Susegana per cause in fase di accertamento. Sul posto i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco, dentro l'auto mamma, papà e i 3 figli, tra i quali appunto un piccolo di nemmeno un anno e dicevamo fortunatamente nessuna conseguenza grave per la famiglia. C'è attesa invece per la data dei funerali di Alberto Ingargiola, il 58enne imprenditore di Treviso colpito da un fatale malore improvviso mentre si trovava in casa. A trovarlo esanime è stata la moglie che ha subito lanciato l'allarme al 118. Medico e infermieri però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ingargiola era molto noto a Treviso nell'attività anche della ristorazione, attualmente era titolare del negozio Coffee and Cigarettes di via Terraglio a Treviso, dunque attesa per i funerali del 58enne. Torniamo a parlare di ambiente perché tra i temi del settore ambientale costantemente monitorati dalle forze dell'ordine uno riguarda un territorio importante e prezioso, le colline del Prosecco, dove non sono più ammesse azioni di sbancamento per posizionare nuovi vigneti. Appunto c'è un monitoraggio costante su questo e anche sull'allarme dei roghi. Sentiamo. Quindi voi avete intensificato i controlli nel territorio? Controlli sugli incendi, sì. Siccità e pericolo incendi, attenzione massima da parte dei carabinieri forestali, in particolare nelle zone agricole dove la pratica della pulizia col fuoco può sfociare in roghi pericolosi e fuori controllo. Quest'anno abbiamo avuto anche diversi incendi. Abbiamo avuto degli eventi nella zona di Valdobbiadene, sul Monte Grappa. E quindi anche là, insomma, un po' per scongiurare la presenza di piromani, un po' per evitare anche quelle che sono magari delle pratiche colpose che sono comunque da combattere, dobbiamo sempre essere presenti e fare controlli. Ma sulle colline del Prosecco un altro fronte è quello degli interventi a modifica del territorio attuale. Noi ecco, da sempre abbiamo svolto questa attività di vigilanza, di controllo, proprio perché le normative vengano rispettate in maniera attenta, in maniera precisa e pedissequa appunto dai cittadini. Vedo che insomma c'è una maggiore diligenza proprio perché appunto abbiamo delle stazioni che sono collocate sul territorio e quindi svolgono non solo attività repressiva ma anche attività preventiva, per cui ecco, vengono rispettate le regole soprattutto per quanto riguarda gli impianti dei nuovi vigneti e quindi siamo posti proprio a tutela di quelli che sono i vincoli paesaggistico-ambientali che sono fondamentali proprio perché hanno una loro ratio. Ogni vincolo chiaramente corrisponde a delle finalità ben precise che appunto noi tendiamo a tutelare. Finiti insomma i tempi della benna selvaggia, ma solo azioni di tutela a salvaguardia dei ciglioni come delle strade che portano gli stessi. Produttori peraltro consapevoli che al di là delle sanzioni c'è un territorio a forte vocazione turistica proprio perché non violentato. Questo è un interesse che vedo che rende, diciamo, ci rende un interesse diciamo, comune anche con i cittadini e anche con i produttori, perché è necessario appunto che le normative vengano rispettate da tutti ed è un interesse di tutti. Controlliamo tutto ciò che appunto riguarda la normativa paesaggistico-ambientale, quindi proprio perché per prevenire sia sì, per controllare proprio in modo tale che questi sbancamenti non vengano proprio effettuati, i vincoli vengano rispettati nel miglior modo possibile, nel modo più attento e soprattutto anche gli inquinamenti che sono ciò che spaventa la cittadinanza. Su questo fronte intensificati i controlli sui sversamenti delle cantine in fossi e canali. Devono essere combattuti, prevenuti e repressi proprio perché non ci devono essere reflui di vinificazione all'interno dei corpi idrici, che è un'altra finalità a cui appunto i carabinieri forestali tendono. Sappiamo Valdobbiadene e Conegliano, ma non sono gli unici, abbiamo anche Asolo, abbiamo anche Treviso, Vittorio Veneto. Diciamo che le nostre stazioni e il nostro NIPAF sono sempre presenti.
Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, abbiamo aperto il nostro telegiornale con le parole del Vescovo Monsignor Michele Tomasi rivolte agli imprenditori in crisi in questa giornata particolare a San Nicolò, a concelebrare la giornata mondiale della famiglia a San Nicolò. Insieme al Vescovo di Treviso c'era anche il Vescovo di Manaus in Brasile, prossimo cardinale nominato da Papa Francesco. Le immagini della cerimonia. Oltre 1500 persone hanno partecipato oggi alla celebrazione nel Tempio di San Nicolò della Giornata Mondiale della Famiglia, a conclusione di un percorso di condivisione nelle comunità cristiane che Papa Francesco ha voluto non accentrato a Roma, ma diffuso in tutto il mondo. Segnale forte della Chiesa affinché si guardi nuovamente alla famiglia come mattone fondante delle società e la si sostenga nelle quotidiane difficoltà, come ha sottolineato Leonardo Ulrich Steiner, vescovo dell'arcidiocesi brasiliana di Manaus, che ha concelebrato con Monsignor Tomasi. Una vicinanza nell'impegno trentennale della diocesi trevigiana, fatto di sacerdoti ma anche di tanti laici che hanno fatto esperienza missionaria in Amazzonia, dove molti hanno ritrovato il valore della famiglia. Le famiglie sono molto accoglienti, molto affettive, sono famiglie che riescono a vedere la ricchezza dei figli e vedono anche la ricchezza della presenza della Chiesa nella loro vita. La famiglia che deve essere sempre di più curata da noi come Chiesa. Per Monsignor Steiner, quello che abbiamo dimenticato, lì è ancora fulcro delle comunità. L'altro interessa sempre, l'altro è sempre molto importante perché le relazioni sono vicine anche nelle nostre comunità ecclesiali, la relazione è sempre molto vicina. Valori che Monsignor Steiner ha voluto ribadire nel suo saluto alle famiglie trevigiane in un tempo che lo vede nominato da Papa Francesco uno dei nuovi cardinali della Chiesa di Roma. Quando è venuto la nomina si sorprende. Credo che è un segno della vicinanza del Papa alle chiese che stanno nell'Amazzonia, in tutta la regione, perché tutta l'Amazzonia è più grande che tutta l'Europa. Tutta l'Europa insieme è ancora minore che la regione amazzonica Brasile. Ennesimo segnale di quanto il Papa sia preoccupato per il futuro della terra, che proprio nell'Amazzonia vede il suo grande polmone verde. Per questo il mandato del neocardinale si riassume in 2 parole. Curare e coltivare sono 2 parole che usa lui, non distruggere, non distruggere, anche non sfruttare dell'Amazzonia. E ha incontrato proprio Papa Francesco nei giorni scorsi Michele Agostinetto, partito da Valdobbiadene il 1° maggio scorso e che continua il suo viaggio a piedi verso Santa Maria di Leuca, un viaggio per sensibilizzare sulla sclerosi multipla. Non riesco ancora a capire come parlare di questa cosa, perché è stata un'esperienza talmente forte a livello emotivo e non riesco ancora a spiegare bene cosa io abbia provato in quel momento. Certo è che quelle poche parole che mi ha detto, perché comunque non era lì solo per me, ma mi ha detto: stai facendo una cosa grande, stai facendo una cosa buona e portare la forza in giro come lo fai tu è una cosa che fanno sempre meno persone, quindi continua a farlo. Di persone, Michele Agostinetto in quasi 2 mesi di viaggio attraverso l'Italia ne ha incontrate tante, ma la manciata di secondi trascorsi con Papa Francesco ha dato un senso ancora più profondo alla sua sfida, quella di percorrere a piedi l'Italia da Valdobbiadene a Santa Maria di Leuca in Puglia, nonostante quella malattia, la sclerosi multipla, che lo ha costretto a modificare tutti i suoi piani. Non nasconde la fatica che si cela dietro ogni tappa Michele, ma la sua determinazione sembra superare ogni contingenza. L'incontro con il pontefice gli ha dato ancora più energia. E per me è stata una benedizione incredibile che non mi aspettavo. Sul cammino di Michele, chiamato con ironia un viaggio da sclero, e raccontato sui social giorno dopo giorno tante storie e incontri con sindaci, associazioni, privati cittadini, tutti capaci di piccoli e grandi gesti. Ho prenotato online per venire a dormire a Cori, dove sono adesso, e quando sono arrivato la signora mi fa: guarda, ho visto cosa fai, lascia che ti offra io la stanza. Questo è uno dei tanti esempi.
Con Michele anche amici che si aggiungono di tappa in tappa e un messaggio forte, ancora più forte, della sclerosi multipla. Quando fai qualcosa di buono ti circondi solo di cose buone e l'umanità esiste ancora. A Palazzo dei 300 la presentazione di un libro particolare sull'ideatore delle Frecce Tricolori, orgoglio nazionale che ha anche un po' di trevigianità nella sua storia. Le Frecce Tricolori sono nate grazie a lui. Non ci fosse stato lui, forse non so quando sarebbero nate. È proprio il padre delle Frecce Tricolori. Un libro sul papà delle Frecce Tricolori, un volume presentato nel Salone dei 300 ad una platea non solo di cittadini e aviatori, ma soprattutto di appassionati della pattuglia acrobatica nazionale. Ha lottato per fare una pattuglia acrobatica professionale, fatta di professionisti, piloti e specialisti, che potessero rappresentare in maniera adeguata l'Italia in Italia e all'estero. E l'obiettivo è stato raggiunto e l'abbiamo sotto gli occhi di tutti. Una vita avventurosa, quella del pilota Mario Squarcina, padovano, classe 1920, combatté nei cieli prima di Malta e poi della Libia. Mai abbattuto, si ferì gravemente nell'atterraggio in pieno deserto a Sidi al-Barrani durante l'imperversare del temuto Ghibli, tempesta di sabbia e vento che azzera la visibilità. Ed è in convalescenza che viene trasferito a Campoformido, dove molti anni dopo la guerra venne incaricato di fondare la pattuglia acrobatica nazionale. Squarcina è stato, ovviamente, essendo il fondatore, il primo comandante delle Frecce Tricolori. È lui che poi ha dato il nome alle Frecce Tricolori, che ormai non si dice neanche più pattuglia acrobatica nazionale, ma si dice le Frecce Tricolori, e sono identificate così in Italia e all'estero. Mai il nominativo migliore fu scelto. Frecce Tricolori che sono legate a Treviso per tanti piloti passati a Sant'Angelo o a Istrana, come il colonnello Assenzio Gandoni. Io ho avuto la fortuna a Treviso di volare con Squarcina, ma poi al mio gruppo, il 103esimo gruppo, c'erano tanti diversi altri piloti che veramente mi hanno curato. Infatti quando sono andato alle Frecce Tricolori, col benestare di Squarcina e anche del colonnello Di Lollo, anche lui comandante delle Frecce Tricolori dopo Squarcina, diciamo che la posizione l'avevo già acquisita, però dovevo affinare a fare le altre manovre acrobatiche, tipo il ventaglio, il doppio tonneau, l'apertura della bomba, l'incrocio e quant'altro. Ma Treviso è un po' città delle frecce anche perché il loro papà riposa qui a San Lazzaro. Questo evento organizzato qua a Treviso è proprio anche per rendere omaggio alla città di Treviso, dove lui ha vissuto gli ultimi 20 anni e dove è deceduto il 23 luglio del 1998. Tra l'altro il rito funebre è stato fatto nella chiesetta del 51esimo stormo di Strana. E quando si parla di piloti delle frecce non chiamateli mai Top Gun. Insomma, siete i Top Gun italiani? No, Top Gun no, bisogna sempre stare molto con i piedi per terra perché un elemento essenziale è l'umiltà. Siamo in chiusura, però prima c'è da aggiornarvi sui ballottaggi in Veneto, la giornata oggi del ballottaggio. Allora, vi diamo l'affluenza, la percentuale dell'affluenza delle ore 19, quindi ancora parziale, poi l'affluenza definitiva si avrà ovviamente alle 23 perché la votazione è ancora in corso. In Veneto ha votato alle 19 il 31,84% degli elettori, quindi circa il 32%, e c'è un calo di 5 punti percentuali rispetto al primo turno, ovviamente nei 4 comuni interessati, e cioè Verona, come sappiamo, Jesolo, Feltre e Thiene. La media veneta è un po' più alta rispetto alla media nazionale, che è al 29%, insomma il crollo vistoso ulteriore dell'affluenza è certificato. Nello specifico la città, il comune dove è meno evidente questo calo è la città di Feltre, dove alle 19 ha votato il 32,04% degli elettori contro il 33% del primo turno. Vistoso invece il calo a Jesolo, dove ha votato alle 19 il 33,55% contro il 40% del primo turno. Calo anche a Verona, l'attesissima sfida di Verona, 32,03% di elettori al voto alle 19 contro il 37,5% del primo turno. Ma quello più evidente è Thiene, dove ha votato alle 19 il 27,5% degli elettori contro il 37% del primo turno, quindi 10
punti percentuali in meno, un crollo vero e proprio a Atene. Ovviamente c'è ancora tempo per votare fino alle 23 per capire se poi queste percentuali cambieranno. E allora per seguire come andrà questa sfida importante del ballottaggio, vi ricordo che alle 21:15, quindi fra poco, sempre su Antenna 3, quindi restate sintonizzati dalle 21:15 con uno speciale ring condotto dal vice direttore Ferdinando Varino, seguiremo proprio passo dopo passo la sfida dei ballottaggi. Lo faremo con gli ospiti in studio, allora ci saranno Alessandro Manera della Lega, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Sebastiano Casone del Partito Democratico e poi ancora l'onorevole Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, Nicola Talmi della CGIL, il collega Marco Bonet del Corriere del Veneto e poi i nostri inviati nelle piazze al voto, quindi per raccogliere un po' l'umore dei comuni al voto e quindi per raccontarvi minuto dopo minuto l'esito delle urne, prima l'attesa e poi l'esito e poi ovviamente l'analisi, i commenti. Quindi state con noi perché alle 21:15 inizia questa maratona elettorale per capire chi saranno i vincitori del ballottaggio e ovviamente i riflettori sono puntati soprattutto su Verona. Vi lascio adesso al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Dopo un weekend rovente, l'inizio di settimana sarà ancora insieme all'anticiclone africano. Vediamo il dettaglio di lunedì 27 giugno. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso. L'alta pressione infuoca il nostro territorio, temperature infatti in aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime con punte di 35 gradi, ma la percezione di caldo sarà maggiore a causa dell'afa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sempre tanto sole, il cielo sarà terso e limpido, al massimo velato sui monti. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime sui 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sole pieno, solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.